Eccoci qua. Bentrovati, a tutti. È un'emozione che io, quando mi arrivano certe notizie, non ne hai idea. Ma che è successo? Allora, mi si è bloccata la mail. Che vuol dire? Mi sono arrivate 2.400.000 mail dal mondo. Ma saranno spam, No. sicuramente. Spam. Disparem. No, saranno spam. Spam. Spam, mail Tutte spam che intasano le caselle, che c'è? Che ci E due sono fan. nel Ma smetti, Come due smetti? fan. Ma smetti. Esattamente le mie fan. Esattamente quando mi sentono, mi vedono. Esattamente. Si strappano i capelli? Sinceramente. Si strappano i capelli? Sì, anche quello. Guarda, le donne per me impazzano. Impazzano, vabbè. Bene, oggi parliamo di regioni. Bello. Va bene? Sì. Regione facciamo nord-ovest e isola. La nostra Sicilia. E isola, vabbè, certo, lì andiamo forte, un no? pollo alla valdostana, che tecnicamente il pollo alla valdostana è panato con la mozzarella, il prosciutto, ma noi lo variamo. Lo cambiamo. Perché a noi ci piace variare. Perché è bello, perché siamo specialisti Innanzitutto delle non variazioni. facciamo il petto. E che facciamo? No, ma facciamo la coscia. Ok. Lo sai che hanno chiuso una macelleria? Perché? Vendeva petti di pollo senza reggiseno. Possiamo andare avanti, Bella, mi però, dispiace, dai. possiamo. E allora, noi dobbiamo fare, prima di tutto, disossiamo questa bella coscia di pollo. Guarda. Allora, mi è stato chiesto di far vedere come si disossia una coscia di pollo. Alcuni dicono che può essere una scena un po' cruenta, ma insomma, diciamo di no. Ecco, togliamo innanzitutto, prima di tutto, la pelle. Sì. Che, com'era quella pelle? Figlio da pollo? Figlio da pollo. Poi andiamo a tagliare, guarda, aspetta, devo prendere i coltelli adatti. Prendiamo questo che si chiama disossatore, infiliamo il coltello qui così, guarda, hai visto? In questo modo. Sì. Pieghiamo e naturalmente riusciamo a fare questo lavoro qui. E togliamo. Bene, quello lo togliamo. Da qui ne dobbiamo ricavare una bella bisteccona di pollo. Andiamo a togliere, vedi, queste parti grasse che ci fa bene toglierle, vedi? Così. Questo sempre per il discorso che imparando a fare queste cose il risparmio è incredibile, perché se voi comprate le bistecche di pollo fatte dalla coscia, le pagate a 10 euro, in questo modo no. Certo. A 2,90, va bene, comunque. Poi andiamo a togliere l'osso, incidiamo qui, vedi? Al centro, dove c'è l'osso. Sì, incidiamo così, 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 facciamo spazio. Poi infiliamo il coltello qui dentro, dobbiamo stare attenti che c'è un ossicino qui, e lo andiamo a tagliare. In this way, stacchiamo, disossiamo, stacchiamo. Stesso lavoro facciamo. Io devo ringraziare Desiree perché è lei che me l'ha insegnato. Vedi, sto guardando con attenzione perché... Per vedere se lo faccio bene, giusto? Stai imparando, dai. Come vado? Va bene, discretamente. Ce la faccio? Potresti essere un po' più... Più? Fluido. Fluido. Che c'è? Vai più fluido, vediamo. Che stai facendo? Sto staccando fluidamente. Altra cosetta. Questa roba non la buttiamo. No. Cosa ne facciamo, Desi? Non lo so. Di tutti quegli diamo al cane? No, facciamo un bel brodo. Ah, facciamo un brodo, certo. Facciamo un bel brodo e diventa una cosa eccezionale. Andiamo a prendere un altro tipo di coltello. Sfilettatore. Prendiamo l'acciarino, gli diamo una molata così e facciamo una, guarda, così, così. Abbiamo fatto queste cotolettine, giusto? Brava. Abbiamo fatto questo così ed è una che ci viene bella e spessa, che a noi ci piace. Com'è la fetta spessa? Fetta, lo dici spessa, fetta. Lo ripete spesso. Ho capito, ragazzi, cioè, mi stanno spiegando la battuta, capito? Cioè siamo alla follia qua. E abbiamo fatto la nostra... C'è chi mi spiega la battuta. La nostra cotelettine, bene?
questo lo andiamo a mettere sempre in quelli lì di risulta, così. Ecco. E non volentieri. Andiamo spesso non ad volentieri. accendere la nostra paddle. Bene, quindi che abbiamo fatto? Boh, non lo so, ragazzi, abbiamo Come boh, non lo so. distrutto una coscia di pollo. Come abbiamo disozzato. E va bene, adesso non dobbiamo fare altro che fare un altro lavoretto prima di panare. Qui ci vuole un altro coltello. Questo coltello che si chiama giapponese. Japan. Adesso noi andiamo 200 a euro di togliere. coltello, ragazzi, mi ha Esatto. fatto spendere. 200 euro di coltello. Adesso andiamo a togliere la cotenna. Lo voleva giapponese, ho detto prendi questo cinese. No, No, giapponese. no, giapponese, capito? Lesi, Che c'è? noi di questo che stiamo togliendo Lo buttiamo. No, No, facciamo un brodo. no, qui lo andiamo a mettere nei legumi. Cioè, siamo arrivati che io voglio dare delle notizie importanti e lei mi prende in giro. Ma stiamo scherzando? Non ti mettere nella mia camera! È la sua camera, ha deciso lui. è la sua Prendiamo una camera. padellina. Guarda che cosa andiamo a fare, cara la mia Desiree. Accendiamo qui e lo mettiamo a fiammella non molto alta, così. Prendiamo questo meraviglioso speck. Aggiustati. Perfetto. Ti sei specchiata. Non te l'aspettavi. Stiamo facendo questi filettini di speck che, mi devi credere, daranno un sapore che tu Pazzesco. non te lo immagini. Buongiorno a questo giorno che si dà con te. Sei impazzito? Buongiorno a Che è? questo, ti do il buongiorno. Ma buongiorno, Sono alzata già da un po'. Buongiorno a questo è da sì per te. Esattamente. Guarda. Allora, esattamente ho cantato. Esattamente, ho alzato il livello. Alziamo e il ti ho cantato livello, una dai. canzone. Allora, quindi disossato la coscia di pollo, che è lo specchio in padella che suda e adesso che Ti facciamo? faccio vedere cosa facciamo. Dai, Prendiamo 2 piatti 2 piatti a barchetta. perché dobbiamo andare a fare la panatura. Sì, Di conseguenza, tu prendi un uovo e lo sbatti. vai. Così. Lo sai, mi devi assorbire tutto il bianco. Io nel frattempo metto un po' di sale qui. Così. E un poco qui. E possiamo andiamo. Dai, fammi vedere come andiamo. Che mano, ragazzi, che mano. Che mano. Ragazzi, che mano. Che te ne pare? Ragazzi, che mano. Ragazzi, che mano. Ragazzi, che mano. Ma guardate che brava. Ed è anche mancina, sinonimo di un alto quoziente intellettivo. Vedi, lo l'hai detto tu. Ok, adesso ti puoi fermare. Basta. Adesso serve la regina del pepe. Un po' di pepe? La regina del pepe ci serve qui. Ecco. Eccoci qui e andiamo a panare le nostre, le chiamiamo bistecche. Bistecchine, dai, bistecchine. Sono le bistecche, così, Ecco. voilà, voilà, e voilà. E ci occorre un piatto, se me lo dai, perché Per mettere- ti svelo un segreto poi. La cosa importante, metti là, lo metto qua, andiamo a panare questa, sempre doppia panatura in questo caso, Ecco. così, così, eccoci qui, vada da lì, sciopito lì, scendilo là, ecco qua. Ecco qua, pronto. Visto? Queste le abbiamo Allora, fatte, l'ho panata 2 volte quella, no, una sì. volta l'hai Allora panata. 2, visto? Momento di defiancia. Ecco, quindi doppia panatura. Doppia panatura. Andiamo qua. Desi, e lo sai Basta cosa si con fa l'uovo? adesso?
Sai cosa si fa adesso? La mettiamo in frigo, Brava, perché così si brava. indurisce e diventa più croccante, no? Brava, brava. Lo sapeva, gliel'ho detto io, gliel'ho detto. Ma non è vero. Non è vero. Senti, io le mani sporche, lo metteresti in frigo per Dai, cortesia? mettiamo in frigo. E nel frattempo... E prima della seconda preparazione, la rima dei consigli per i consigli. Vai, Allora, dai, questo è facile, stiamo vai. facendo la regione nord-ovest isola e a voi i consigli per i consigli. Ma non c'entra Isola, niente, no, consigli per i guarda, consigli. veramente, dai. Isola. Bentornati dopo che Ecco. avete ascoltato i nostri consigli e soprattutto la rima che ho fatto Bellissima, io. Bellissima. stupenda. Dai. Ora andiamo a fare il tonno Sì? a pic-pac. A pic-pac, abbiamo detto Pic-pac è prima. un sugo di pomodoro veloce, Veloce, in genere, veloce, senza veloce. tanti Vediamo come si fronzoli, fa. senza togliere la buccia, senza Dai, niente, veloce. capito? E diciamo che, giusto? Noi dobbiamo togliere il tronzo, il pomodoro è rigorosamente sporco. Non è vero, Sì, non è dai, di la vero. verità. Rigorosamente sporco, così. Eppure c'è stato una volta un ascoltatore che me l'ha detto, un telespettatore. detto? Ma quando lo lavate il pomodoro, le verdure le lavate? L'ho guardato e io ho detto no, Che scemo. mi sa che ci ha creduto. Visto? Pic-pac. Allora, quindi pomodoro così, a pezzettini veloci. Vedi, irregolari, non ci frega niente, non è... Accendiamo qui. e Accendiamo. andiamo a mettere l'olio. Un po' di olio. Metti, no, Voilà, no, questo tanto? sì, sì. Così, basta. E guarda cosa andiamo a fare, mia cara. Mentre lui raggiunge la temperature, Sì? noi ci andiamo a mettere il tonno e lo scottiamo in olio. Bene, in olio. Dopo lo togliamo e su quella aroma, tutto il sapore che rimane Sì, lì nella sì. frittura, noi zacche di cervelamo un pomodoro. Pic-pac, va bene. Capito? Per cui via che l'olio è caldo. Mettiamo questa bella fettona di tonno, così. Poi dobbiamo prendere, appena ti dico io, un piatto e una paletta. Mi raccomando, non lo facciamo stracuocere. Vedi, gli stiamo dando questa scottatina. Una scottatura. Ma che ci serve soprattutto per scottipellare l'olio, che Bene. si frantuma di tutte le frantumazioni, vedi? A questo punto questo bordino lo lasciamo rosso e andiamo a toglierlo. Lo togliamo, Sì. dell'aglio, please. Aglio, eccolo qua. Anche un paio di spicchietti, e fermati. Aglio! Un altro spicchio me lo Un altro dai, perché spicchio? qui sì, la ricetta vuole aglio. Prevede tanto aglio. Sì, sì, vuole aglio. E lo mettiamo così, grossolanamente, vedi? Vedi? Schiaccio, prendo, apro, vado, levo il torsoletto e metto, E mettere là. rimetto sul fuoco, diamo un altro poco di spinta e giù, a questo punto, è il nostro pomodoro. Pomodoro, ecco. Così. E lo dobbiamo fare cucinare a fuoco alto questa volta, perché ci darà un sapore che noi, ti dico, guarda, veramente, tu rimarrai Ma scioccato. cosa aggiungi? Niente? Solo così? Per ora così, ora ti faccio Per vedere. adesso così. Mi dai il cucchiaio, questo di qua, Sì? ecco qui, andiamo, vedi? Deve proprio andare così, questa... Guarda che bello, guarda che bello. Sì. Mettiamo poco di acqua, Poco poco. proprio un velino di acqua. A fiamma alta abbiamo detto, giusto? Sì, A fiamma sì. alta.
Ah, vedi questo profumo di aglio col Senti. pomodoro, veramente Dobbiamo aspettare Buono. il tempo di un piccolo appassimento. Nel frattempo Nel che c'è frattempo, che facciamo? l'appassimento, prendiamo this basil. Basilico. This basil, yes. Basil. Ok, mi metto qui nella parte bagnata che mi trattiene l'aroma. E andiamo a macinare così. Facciamo, oserei dire, un pesto grossolano. Dai, va bene? bello. Guarda che profumo. Mamma mia, Facciamo quel un pesto profumo di basilico, grossolano. Come vedi, questa acquetta che c'è nel tagliere ce l'ha data il pomodoro. Ho visto. E così non solo ci favorisce la sminuzzatura, vedi, ma si prende anche di quell'aroma. Tu sei della Roma o della Lazio? Eh? Dai, 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 dai. Allora ti devo dire che esattamente quando faccio queste ricette io mi porto un po' a essere del nord. Perché ogni tanto così decidi di alzare il livello della Ah, trasmissione? perché ci Così. vuole questo, sai. Diamo un tono. Diamo un tono, sì. Ed è così, dai. Questo è il nostro pick pack dove andiamo ad aggiungere dell'origano. Un po' di origano. Esattamente, Esattamente. esattamente. Ne mettiamo bella abbondante. Esattamente. Così. Non aggiungiamo alcun'altra spezia, alcun'altra. Quello non lo metti? Aspetta, suoro. Metti dopo? Aspetta. Per cui che aggiungiamo questa spezia, andiamo ad assaggiare. Che dobbiamo assaggiare? Il Cucchiaio, pomodoro? sì. Com'è? I need salt. Un po' di sale? Yes. Nel frattempo un poco glielo buttiamo pure qua, che se Ecco. lo assorbe. Ci siamo quasi. E a fuoco bassissimo andiamo a mettere il basil Ecco. o basilico. Qui in dialetto come lo chiamate a Catania il basilico? No, basilico. In dialetto? Come si chiama? Basilico? No? Un basilico? Basilico? No, No? non mi risulta. Da non noi lo so. basilico. E guarda che faccio ora, guarda. Prendo una scodella. Ecco, vedi il pick pack? Cioè, ha fatto un sugo praticamente, vedi? Prendo una scodella. Guarda. La metto qui, Sì. così. Aggiungiamo dell'olio. Così. Ferma. Andiamo a mettere questo in padella. Nel frattempo prendiamo le cotolette, Le nostre cotolette. che diventeranno cotolette alla Val d'Ostara. Lui sta andando e per magia vi faremo vedere come diventeranno Dai, i piatti. torniamo tra un attimo, che Torniamo tra un dici? attimo, puliamo. Mettiamo Finiamo quella la in preparazione, frittura? sì. Mettiamo Dai. questa in frittura appena si quaria. Perfetto. Una e una, due. Allora, mentre loro vanno, una sistemata. Una sistematina torniamo e siamo da voi. Tra poco con E i poi piatti pronti. impiattiamo. A tra poco. Allora, Ci siamo, abbiamo fatto partire questo è partito pure, per cui dalla cottura poi andiamo a impiattare direttamente. Come vedi, Sì. vedi che il centro è chiaro? è rosa, sì. Perché non deve cucinare al massimo. No, deve rimanere, Deve un po' quel così tantino scottatino così. questo. Mentre sta facendo questo lavoro, noi facciamo quest'altro, guarda. Mettiamo qui e alla via così. Mi dai una Marisa? Eccola. Spara, tieni, grazie. Eccoci qua. Eccoci qua. Questo lo mandiamo indietro di cottura. Guarda che facciamo. Prendiamo la mozzarella. Andiamo a tagliare delle belle fette di mozzarella. Guarda. Ecco. Prendiamo lo speck. Abbiamo un cucchiaio, grazie.
andiamo ad adagiare lo speck qui sopra. Speck? Tu lo utilizzi spesso lo speck, vero? Ma abbastanza, Per sì. truccarti, per fare queste cose. Intendevi questo tu, è vero? E lo sai come andiamo a fermare questo speck sulla carne? Guarda. Andiamo a mettere. Me lo cerchi un coperchio a misura? Sì, allora, Abbiamo fatto una variante della cotoletta di pollo alla valdostana. Noi abbiamo usato la coscia. Ma guarda, già l'aveva capito, l'aveva capito. Alziamo il volumetrico così, mandiamo un po' più su e, signori, siamo all'impiattamento. Questo lo togliamo e impiattiamo. Ti piacciono queste, Desi? molto belle. A me piacciono. Dai, ci sta. E assaggiamo queste meno porzioni qui. Eccoci qua, lui sta andando, sì. Mi serve la palette, questa. Eccola. Andiamo a prendere questa Bello, meravigliosa. tonno, meraviglioso, guarda. Così. Profumato. Ma lo senti il profumo? Questo è quello che abbiamo usato poco fa e lo riutilizziamo, no? Questo. Ma già è bello Ecco solo a qua. guardarlo, dai, è vero? Eh sì, devo dire di sì. Tu che sei la regina del pepe, glielo Vuoi metteresti mettere un una poco, goccia sì. di pepe sopra? La metto, Sì, sì. dai, sì. Ecco. Pronto, Pronto? ecco qua. E ora tiriamo fuori queste di qua, ci siamo quasi. La mozzarella si sta adagiando. Si sta sciogliendo, lievemente. piano Non si piano. deve sciogliere. Un po', un ma po'. lievemente. Un po'. Lievemente. E chi è che dice la verità? Ha capito il gioco, no? Ecco qua, mi dai la paletta, ci deve essere una Ecco. paletta inside. Ecco il qua. fuoco lo spegniamo. E una. E due. Eh? E tre. E alla Ci via. siamo? così. E ci siamo, ragazzi. Ed ecco qua. E abbiamo fatto regione del nord, È regione del ovest sud. e la regione e il sud. Io comincerei dalla cotoletta. La cotoletta, prendo un Sì. piattino? Che Prendi dici? un No, vado piattino. direttamente da lì. No, prendi un Vuoi un piatto. piattino? Sì. Un piattino. Prendiamo la cotoletta. Prendiamo la cotoletta così. La mettiamo qua. Questo era scappato. Allora l'assaggio. Cioè, già la coscia, guarda, Ma dove parla. c'è questo che era Capito? bellissimo? Fatti i fatti tuoi, un attimo. Se vuoi assaggiare un pezzettino di crosticina, che vuoi? Io, lui, io, che sono esperta per l'assaggio. Non mi spiega a me come devo assaggiare, ma veramente guarda. Sopra così. Dica? Non vorrei essere ripetitivo, lascia la forchetta, tanto assaggio con la tua io. La puoi lasciare? Ma che assaggi, dai, non smetti. Dai. Possiamo andare avanti? A me non mi resta questo. Mi resta questo. Avevamo detto possiamo andare avanti? Vai avanti, dai, incomincia a sistemare quell'altro. Andiamo. Fammi vedere il centro, per favore. Insomma, è buono. È appena rosellina dentro. Dai. Cioè, per prendere un pezzetto taglia 6 pezzi, ne taglia. Ma perché poi tutto quello che mi mangio io? Comunque sempre in un posto va. Ha detto saluta. Io ho la bocca piena, non posso parlare, dico è logico.
Devi salutare Indovinello. tu. Chi c'è dietro Desiree? Dai, ma... Se indovinate, il premio è ma vostro. quale premio? Alla prossima! Coscia di pollo alla valdostana. Una coscia intera di pollo da disossare, 200 g di speck intero, 150 g di mozzarella, un uovo, pan grattato, olio evo, sale e pepe quanto basta. Tonno al pick pack, 2 fette di tonno fresco o surgelato, 2 pomodori freschi, uno spicchio d'aglio, origano, olio evo, sale e pepe quanto basta,